Va bene, dovremmo essere in grado di cominciare. Benvenuti a tutti, siete qui per un evento che sostanzialmente vi suggerisce di pensare per tempo alla vostra previdenza complementare. Mi presento, io sono Paolo Pellizzari del Dipartimento di Economia di Ca' Foscari e siamo qui anche perché applichiamo una legge regionale che ha istituito delle iniziative di accrescimento del benessere sociale attraverso l'educazione economica e finanziaria. È un'iniziativa che è in corso a partire da ottobre del 2019, una iniziativa lodevolmente bipartisan del Consiglio regionale che ha pensato, dopo, forse ve lo ricordate, il sostanziale collasso del sistema bancario veneto, di metter mano a un'ampia campagna capillarmente diffusa sul territorio per informare e rendere più consapevoli i cittadini. Vado subito nel cuore sì, dell'argomento, ma prima vi ricordo che ci sono una molteplicità di soggetti attuatori. Io per l'appunto lavoro a Ca' Foscari, ma sono coinvolti anche gli altri atenei del Veneto e c'è una molteplicità di destinatari. Se cercate sul web Il futuro conta, trovate il sito della campagna che, oltre a partecipare a Job e Orienta, produce un numero enorme di altri eventi culturali, prima in presenza e poi in questa sede ovviamente online per colpa del lockdown. Come vi dicevo, l'attenzione è rivolta a molte categorie di cittadini, adulti e pensionati. Mi attendo, ma non è detto, che molti fra voi siano giovani e proprio per questo abbiamo scelto come argomento quello della previdenza complementare, che è di assoluta rilevanza per chi magari si affaccia al mondo del lavoro, ha ancora parecchi decenni davanti prima di aver accesso alla pensione. E tentiamo non solo di incidere sulle nozioni che vi vengono trasferite, quanto piuttosto in questa campagna diciamo, di fare leva sulle capacità di utilizzo di tali conoscenze nelle scelte finanziarie e anche quello di favorire un orientamento a lungo periodo che, fatemelo dire, nel caso della pensione è in un certo senso particolarmente ovvio e anche molto utile. E quindi speriamo con questo incontro, e vi prego da ora in poi di depositare le vostre domande in chat e vi prego di farne tante perché questo mi consente magari di meglio strutturare quanto che vi sto dicendo. Speriamo con questo incontro, vi dicevo, di migliorare anche la consapevolezza e l'attenzione dei cittadini verso tutta la galassia di problematiche economiche e finanziarie. Siamo anche in contatto con una campagna nazionale, vi do un altro sito che vedete sulla slide, che è quello che conta.gov.it, è il sito del Comitato Nazionale per l'Educazione Finanziaria, che contiene molti materiali, incluso una discussione dettagliata anche diciamo, di problematiche che riguardano la previdenza complementare. Ora vorrei partire semplicemente osservando che da un certo punto di vista l'Italia è un paese strano, perché non è un paese per giovani. Questi sono dati presi dall'ultimo annuario Istat. Allora, nel 2019 la popolazione residente era di 60 milioni e poco più, e vedete che nell'arco di soli 30 anni le proiezioni demografiche dicono che il numero di cittadini calerà a circa 58 milioni. In altre parole, perdiamo 2 milioni di cittadini nell'arco di un tempo anche relativamente breve, che è quello che è di 30 anni. Fra un attimo vi dirò perché questo è un ovvio problema per il Paese e anche per noi tutti. Vi faccio anche notare, per dire, che il numero di bambini che è nato e che si è ulteriormente ridotto drasticamente per colpa del lockdown e della pandemia era di 577.000 nel 2008. 10 anni dopo abbiamo praticamente perso 150.000 bambini, nascono 150.000 bambini in meno. E di nuovo questi dati sono in realtà ormai una enorme sovrastima, perché appunto, delle statistiche più recenti ci mostrano che purtroppo le misure restrittive e tutto ciò che ci è successo per colpa della pandemia ha ulteriormente ridotto questo numero. Allora, perché questa cosa è particolarmente rilevante? Perché vi vorrei semplicemente discutere con voi quella che è la piramide della popolazione. È un modo particolarmente utile per
per rappresentare una popolazione suddividendola per fasce di età, come vedete qui. Si chiama piramide appunto perché in molti paesi, ad esempio questo che vi mostro, che fra l'altro non vi ho nemmeno detto qual è e vi sfido a indovinare per un attimo, ad esempio in questo paese vedete che nella zona più bassa, qui sotto, ovviamente ci sono molti bambini divisi fra maschi e femmine. E poi ci sono un'altra fascia di bambini ampia di età fra 5 e 9, via via che salgo con l'età si restringe il numero di persone che appartiene a quella fascia. Se guardate al vertice di questa piramide stiamo pensando a persone che hanno più di 80 anni e come vedete si tratta di numeri visivamente molto bassi e per essere precisi, se riuscite a leggere i numeri, si tratta di 0,2-0,3% della popolazione a seconda se si tratti di maschi o di femmine che diciamo solitamente vivono di più. Ebbene, questa si chiama piramide della popolazione proprio perché solitamente appunto la struttura demografica di una popolazione ha questo andamento qua, questa specie appunto di forma piramidale. Allora, volevo semplicemente adesso chiedervi, vedete questo è un paese che sta sul Mediterraneo, con una popolazione di 100 milioni di abitanti, in un certo senso sono vicini di casa, stanno qui dall'altra parte del mare, vi do il tempo magari per pensarci, quale può essere questo paese, potete scriverlo in chat, ma si tratta sostanzialmente dell'Egitto, che ha, come si vede qui, molti bambini, moltissimi giovani, che vanno ad esempio fra 5 e 20 anni, e dopo c'è una larga fascia di persone fra 20 e 65 anni, e poi ci sono relativamente pochi anziani. Ora, perché questa cosa è rilevante per un paese come l'Italia e anche per fare qualche considerazione sul sistema pensionistico? Perché purtroppo l'Italia non ha nemmeno una piramide come struttura della popolazione. Come vedete qui, di nuovo sono i dati presi da un annuario Istat, credo siano dati, si vede relativi al 2018, si vede che in Italia sostanzialmente questa piramide, quella che dovrebbe essere una piramide in un certo senso fisiologica, se ci sono tanti bambini, tanti giovani e un numero relativamente esiguo di persone anziane che hanno bisogno di pensioni e assistenza, ok, somiglia più a una trottola che a una piramide. Si vede qui che il numero di bambini è basso, via via il numero di persone delle fasce di età si allarga. In questo momento all'incirca la coorte, il gruppo di persone più numerose ha all'incirca 50 anni, che vagamente è l'età della persona che vi parla. Okay? In Italia le persone della mia età sono sostanzialmente le più numerose e si collocano in una fascia che sta poco sopra i 50 anni. Perché questo dovrebbe essere rilevante anche per voi che magari siete giovani, avete 18, 20, 30 anni? Perché se proiettate questa piramide fra 30 anni, che è quello che vedete sulla destra, ovviamente vedete che tutti i cinquantenni di oggi, fra cui ad esempio me, che all'incirca ho 50 anni, saranno sostanzialmente diventati ottantenni. E di nuovo vedete che la piramide nel 2050 è quella che vedete sulla destra, assume ancora meno la forma di una piramide, se volete, sana come quella dell'Egitto, ma è quasi una piramide rovesciata con pochissimi giovani e moltissime persone che hanno un'età che va dai 75 ai 90 anni. Allora io spero che queste immagini vi restino impresse perché 30 anni passano presto anche per un giovane, per inciso, parlate con una persona che spera, vuole essere sempre giovane, ma mi rendo conto ormai di far proprio parte di quelle fasce di età che fra 30 anni saranno un potenziale problema e saremo tantissimi per il nostro sistema pensionistico. Allora volevo farvi, diciamo, vedere un video per capire un po' meglio come funziona un sistema pensionistico e poi provo a darvi qualche indicazione utile. Chiedo magari a Chiara se mi segnala eventuali problemi, ma intanto spero che voi possiate vedervi questo breve video sulle pensioni.
Non passa giorno senza che ne sentiamo parlare. Le pensioni e come riformarle. Giornali, televisioni, internet. È uno dei temi centrali dell'azione di governo, delle critiche dell'opposizione, delle richieste dei sindacati, delle analisi di economisti ed esperti. Insomma, tutti parlano delle pensioni e ovviamente tutti ne sono interessati perché invecchiare e smettere di lavorare fa parte della vita. Ma come funziona esattamente il sistema pensionistico e quali sono i rischi che si tenta di correggere? A Moncalieri, nel collegio Carlo Alberto, si trova il CERP, un centro dedicato proprio allo studio dei sistemi pensionistici, non solo quello italiano, ma di tutti i paesi più avanzati. Qui non ci si limita ad analizzare il funzionamento, ma si simula anche l'andamento dei diversi sistemi fra 10, 20 o 50 anni. Lo dirige la professoressa Elsa Fornero e con lei abbiamo messo a punto queste animazioni per spiegare in modo semplice i meccanismi di base delle pensioni. Primo punto molto importante. Le pensioni sono un risparmio forzato. Da giovani, quando si hanno le forze e la salute per lavorare, non si consuma tutto quello che si guadagna, ma se ne mette da parte una quota per quando si sarà vecchi. In pratica, per legge, siamo costretti a comportarci come parsimoniose formiche, anche se forse preferiremmo fare le cicale. Ma dove vanno a finire questi risparmi e come ci vengono restituiti a rate una volta in pensione? I sistemi sono due. Il primo, detto dai tecnici a capitalizzazione, funziona come un salvadanaio dove mettiamo i nostri risparmi, che poi alla fine ci vengono restituiti come pensione. Quali sono i rischi di questo sistema? L'inflazione è il nemico più pericoloso perché può svalutare i risparmi. Dopo 35 o 40 anni la somma accantonata potrebbe non bastare più a vivere decorosamente. Ma ci sono altri pericoli. Naturalmente i risparmi non rimangono nel salvadanaio, ma vengono investiti. Qualsiasi investimento ha un suo rischio più o meno grande. Basta guardare l'andamento delle borse. E poi ci sono i pericoli che il gestore del salvadanaio sia disonesto o incapace. Se tutto va bene, tuttavia, il sistema del salvadanaio garantisce una somma rivalutata da buoni investimenti su cui contare per la vecchiaia. C'è anche un secondo sistema, il principale in Italia. Qui non ci sono salvadanai, ma una specie di cassa comune. Chi è giovane mette i suoi risparmi, chi è anziano ritira la pensione. Dalla stessa cassa, che quindi è sempre vuota, perché quello che viene versato viene ritirato. E chi pagherà le pensioni di chi oggi è giovane? Verranno pagate dai giovani futuri, quando chi oggi lavora sarà andato in pensione. Insomma, è quello che viene chiamato il patto fra generazioni. Ognuna paga, ma sa che quando sarà vecchio qualcun'altra pagherà per lei. Nonostante sembri più macchinoso del salvadanaio, anche questo sistema funziona bene, ma ci sono dei rischi. Qui il pericolo non è l'inflazione, ma l'invecchiamento della popolazione. I pensionati che diventano più numerosi dei giovani lavoratori. Non solo, poiché vivono più a lungo, riceveranno la pensione per più anni. Oggi il rapporto è di 100 lavoratori ogni 70 pensionati, ma in futuro potrebbe arrivare a 100 a 100, o addirittura i lavoratori potrebbero essere meno dei pensionati. Non è l'unico pericolo. Se l'economia non va bene e aumentano i disoccupati, ci saranno meno persone che versano i loro risparmi nella cassa comune. E poi ci sono i rischi politici, perché in definitiva chi controlla la cassa è il potere politico, e il politico, per ricevere voti, può promettere più di quello che il sistema riesce a mantenere. Non sarebbe la prima volta che accade. L'unico modo perché questo sistema funzioni e sia equo è che le pensioni siano commisurate ai risparmi, i famosi contributi, versati nel corso della carriera lavorativa e alla durata media della vita da pensionati. Senza questo meccanismo di giustizia finanziaria, ci sono oggi anziani che ricevono pensioni maggiori dei contributi versati, mentre i giovani di oggi, quando domani saranno anziani, riceveranno pensioni inferiori a quanto hanno risparmiato. In realtà il sistema pensionistico italiano, almeno sulla carta, dovrebbe funzionare con questo criterio di giustizia finanziaria, a parte i casi di pensioni sociali date a chi per malattia, incidenti o sfortuna non è riuscito ad accumulare sufficienti risparmi. Allora cos'è che ancora non va nel nostro sistema pensionistico e perché continua ad occupare il centro della scena politica? Pur avendo il Paese fatto delle importanti riforme, queste riforme vanno in vigore troppo lentamente. Bene, io spero che siate ancora qui. Abbiamo visto in un video i principali problemi, o se volete, diciamo, la struttura del nostro sistema
pensionistico. E spero adesso sia più chiaro perché è potenzialmente un problema che non dipende da nessuno, ma che è legato al fatto che ci sono pochi bambini e quindi in futuro ci saranno pochi lavoratori, mentre il numero di anziani e di persone che incamera una pensione aumenta, come si vede benissimo in queste strane piramidi, che non sono più nemmeno piramidi, e quindi questo pone un problema di sostenibilità per il nostro sistema, diciamo, pensionistico. Allora, vi è anche stato detto che ci sono due modi per sostanzialmente costruire una pensione. Un tempo forse bastava, diciamo, la garanzia della pensione pubblica dell'INPS. L'INPS altro non è che una specie di cassa, vi dicevano nel video, ma in realtà a me piace pensare che è un tubo, entrano i contributi delle persone che lavorano oggi ed escono perché servono per pagare le pensioni a quanti non lavorano più. È proprio una specie di canale di collegamento. Chiaramente però se ci sono pochi lavoratori il numero di i soldi che entrano in questo tubo sono limitati e di conseguenza, visto che devo pagare pensioni, ci sono poche scelte se non, diciamo, ridurre l'ammontare delle rendite pensionistiche. E di nuovo, se come spero fra voi ci sono tanti giovani, tenete presente che i demografi o se volete questo genere di considerazioni sulla piramide demografica sono molto bravi a fare previsioni, sono se volete delle previsioni molto semplici perché basta contare il numero di persone per ciascuna classe d'età. Non prendiamo sotto gamba un problema strutturale che ad esempio farà sì che il tasso di sostituzione, cioè quale proporzione dell'ultimo stipendio vi viene versata come pensione, tende ad abbassarsi nei prossimi 30 anni di parecchio, proprio perché i lavoratori saranno meno, mentre i pensionati cresceranno a dismisura quasi, e poi anche perché già sappiamo che il tasso di dipendenza, cioè il numero di persone che sostanzialmente hanno diritto alla pensione, stiamo pensando convenzionalmente ai 65 anni ed oltre, rispetto al numero di chi è in età lavorativa, convenzionalmente contiamo le persone fra 15 e 64 anni, in realtà i lavoratori sono meno perché non è che molti comincino ormai a lavorare a 15 anni, però questo rapporto tende a salire, in questo momento siamo intorno del 30% e potremmo arrivare molto più in su, cioè per ogni persona adulta o giovane ci possono essere per 100 persone adulti o giovani fra pochi anni, diciamo fra 20 anni, ci potrebbero essere già 60 pensionati. Allora, come posso lavorare nel tentativo di ovviare a questi, se volete, problemi strutturali? Allora, posso sia fare uso della previdenza obbligatoria, ad esempio perché ho un posto di lavoro, oppure perché aderisco, ad esempio, versando i contributi, ma posso anche fare uso di previdenza complementare. Allora, in realtà io ho detto posso, ma spero di avervi dato delle forti motivazioni per cui questo sostanzialmente è un obbligo. Fatemi dire all'incontrario cosa succede se uno non integra la pensione pubblica con una previdenza complementare. Beh, probabilmente succede che al momento di andare in pensione riceve una rendita molto più bassa dell'ultimo stipendio, ok? E quindi questo lo metterà in enorme difficoltà. Chiaramente per accantonare o accumulare delle somme che servono sotto forma di previdenza complementare per integrare la rendita pensionistica pubblica erogata dall'INPS, appunto posso fare uso di fondi pensioni negoziali, sono i fondi a disposizione di chi ha un contratto di lavoro perché sono normati dal contratto e quindi un primo suggerimento che mi sento di darvi è quando entrate nel mondo di lavoro immediatamente informatevi su quelli che sono i fondi pensione negoziali che sono a vostra disposizione. E poi potete anche fare, se ad esempio non avete un contratto di lavoro o perché ancora non avete cominciato a lavorare oppure perché fate la libera professione o altro, potete aderire a dei fondi pensioni aperti che sostanzialmente hanno lo stesso meccanismo. Sono dei risparmi, si diceva nel video, forzosi, nel senso siete obbligati a farli una volta che aderite a questi fondi e vi vengono restituiti in forme che via via adesso vi chiarirò al momento della pensione. Questi fondi pensioni aperti sono diversi da quelli negoziali, sono lievemente più costosi
perché sono gestiti da banche, assicurazioni ed altri intermediari finanziari. Allora, l'iscrizione è volontaria, cioè nessuno ha l'obbligo di aderire a questi fondi pensione, vuoi negoziali oppure aperti, ma tenete conto, proprio perché la nostra piramide della popolazione è enormemente squilibrata e sicuramente la pensione pubblica tende a ridursi nei prossimi decenni, che quello che dovrebbe essere una cosa volontaria, dal mio punto di vista, diventa quasi un obbligo morale se tenete al vostro tenore di vita negli anni, fra l'altro, in cui per le condizioni di età e di salute magari siete più deboli. Allora, perché conviene aderire ai fondi pensione, siano essi di tipo negoziale o di tipo aperto? Perché ci sono molte agevolazioni fiscali. Il legislatore, rendendosi conto del problema demografico che abbiamo, incentiva fino alla somma di 5.164 euro, all'incirca 5.000 euro, i vostri versamenti in un fondo pensione. Questa somma è deducibile dal reddito, cioè non ci pagate le tasse. Per darvi un'idea, io che ho un'aliquota all'incirca pari al 40%, se verso 5.000 euro ogni anno mi fruttano un risparmio fiscale di circa 2.000 euro. Si tratta di un aiuto ingente che di fatto fa sì che l'adesione a un fondo e il versamento di queste quote durante la vostra vita prima della pensione sia molto incentivato dal punto di vista fiscale. Inoltre i guadagni che voi fate su questi risparmi, perché questi risparmi naturalmente vengono investiti, come avete visto nel video, si tratta di prodotti che poi capitalizzano dei rendimenti, ebbene questi guadagni vengono tassati al 20% a fronte di una tassazione più alta, pari al 26%, per altre rendite finanziarie, con l'eccezione di titoli di Stato che godono di un trattamento di favore. E infine c'è una rendita agevolata con un meccanismo che premia chi è rimasto a lungo in questo sistema dei fondi di previdenza complementare. Questo mi preme dirvelo perché è il secondo importante suggerimento che vi voglio dare. Allora, la tassazione della rendita che vi verrà data alla pensione, e di nuovo non pensate alla pensione come a qualcosa di lontano, 30 anni rischiano di passare in un attimo e se uno non ci pensa per tempo, accumulando a sufficienza, si trova a mal partito proprio quando ha 70 anni, che non è una gran bella cosa. Ebbene, questa rendita viene ulteriormente detassata, vi vengono ridotte le tasse sulla rendita a seconda di quanti anni state nel sistema dei fondi. In particolar modo, se ci state almeno 15 anni, vi viene tolto uno 0,3% di tassazione all'anno e già si parte da una tassazione piuttosto bassa che è pari al 15%. Quindi anche un giovane potrebbe tentare di cominciare presto, magari versando poco in un fondo pensione perché ha poca capacità, guadagna poco, ha magari ancora delle occupazioni che sono intermittenti o saltuarie, però se comincia da giovane ad essere dentro il sistema della previdenza complementare, scatta il conteggio degli anni che gli consentirà fra 2, 3, 4 decenni, quando è ora di incassare la pensione, di godere di un grande e ulteriore sconto fiscale. Quindi partite subito, perché anche se versate poche centinaia di euro all'anno, questo fa sì che il numero di anni di permanenza aumenti e questo a scadenza produrrà un grande vantaggio. Allora potete informarvi su quel che riguarda i fondi pensione andando sul sito della COVIP. COVIP sta per Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione. È un sito molto divertente, fatto anche molto, molto bene, con un linguaggio particolarmente chiaro, dove si trovano un mucchio di informazioni, c'è una guida e ci sono anche quelli che si chiamano KID, cioè informazioni chiave per l'aderente al fondo. E volevo farvi vedere un breve, ancora più breve di quello di prima, dura poco più di 3 minuti, video della COVIP che riassume in un certo senso le cose salienti del sistema di previdenza complementare. Di nuovo prego di avvisarmi se per caso ci fossero problemi.
avete visto sostanzialmente con un breve video molti dei punti estremamente rilevanti. Potete ritrovare il video sul sito della Covip. Nel frattempo ho anche visto un commento più che una domanda in chat. Sì, è vero, diciamo lo schema di tassazione delle rendite di fondi pensione è stato cambiato qualche anno fa, il governo Renzi probabilmente, ed è stato lievemente peggiorato. Se vi ricordate, il primo dei due video diceva purtroppo tutta la normativa dei fondi pensione, che è estremamente complessa proprio per i problemi di sostenibilità che stiamo anche discutendo brevemente insieme, chiaramente è in mano al governo di turno e quindi talvolta per fare cassa si finisce per fare piccole o grandi modifiche. Fatemi dire che trovo comunque poco credibile che si inaspriscano ulteriormente le condizioni, perché è ormai chiarissimo a tutti che semmai ci vogliono ulteriori incentivi per far sì che la gente accumuli di più a fini pensionistici, proprio perché l'INPS, in virtù di quelle dinamiche praticamente incontrovertibili dal punto di vista demografico che abbiamo in corso, proprio per evitare che l'INPS sia, diciamo, costretto ad allungare l'età lavorativa e allo stesso tempo a ridurre le rendite. Allora, come potete investire i fondi o le quote di fondi che si versano in un fondo? Allora, potete scegliere fra varie linee. Potete scegliere una linea azionaria in cui i vostri soldi vengono, diciamo, investiti in borsa, in fondi molto diversificati. È una scelta più rischiosa, più redditizia, che è adatta a lungo periodo. Cosa intendo per lungo periodo? Dico sempre, servono decenni, vi servono almeno 20 anni, 10 anni tendono ad essere forse troppo poco. Spero di parlare con, diciamo, con molte persone che ce li hanno i decenni davanti, quindi se alcune delle osservazioni che ho fatto vi sembrano preoccupanti, tenete conto che almeno avete il tempo dalla vostra parte e questo può fare grandi cose, consentendovi a patto di prendere qualche rischio. Fatemelo dire come penso, a seconda delle circostanze potrebbe essere la scelta giusta, se avete molto tempo davanti. Oppure potete anche fare delle scelte di tipo diverso, che sono sostanzialmente quelle di investire in una linea obbligazionaria, oppure in una linea mista. Mista significa che in parte i vostri risparmi vengono versati in azioni e in parte in obbligazioni. La mista oppure bilanciata è meno rischiosa, è un po' meno redditizia dell'azionario. Se siete ancora più cauti o se avete poco tempo, semplicemente se avete meno di 10 anni, dovreste orientarvi ad esempio su una linea di investimento obbligazionaria che investe in, fatemi dire, titoli di Stato e altri titoli simili, che tendenzialmente rende poco, però si rischia anche pochissimo e visto che c'è poco tempo prima di incassare le rate della pensione, dovrebbe essere la scelta giusta. Infine, molti intermediari, banche e assicurazioni vi offrono anche una linea completamente garantita che in questo momento praticamente non rende nulla, anzi probabilmente non riesce nemmeno di gran lunga a coprirvi dal rischio dell'inflazione, ma naturalmente siete assicurati che i fondi che versati poi vi verranno restituiti. E tenete anche presente che ci sono dei sani modi per passare da una classe all'altra via via che si invecchia. Magari un giovane, dal mio punto di vista, dovrebbe prendere in serissima considerazione un investimento azionario, poi quando raggiunge magari la maturità può passare a una linea mista o bilanciata, via via che si arrampica sui 55-60 anni potrebbe passare sull'obbligazionario, perché ormai la pensione è, diciamo, relativamente vicina. Allora, che cosa succede della vostra posizione individuale a differenza di quella dell'INPS che versa la pensione a tutti coi contributi di tutti? Succede che avete una posizione appunto che è vostra, individuale, che si compone dei contributi che avete versato durante la vostra vita lavorativa, più del rendimento che degli investimenti in cui questi risparmi sono stati posti, al netto dei costi di mantenere sostanzialmente un fondo di investimento. Tenete presente che fra i contributi, oltre che i vostri contributi,
Ci sono anche, e di solito questi sono estremamente utili perché sono un ulteriore vantaggio che di nuovo va in sovrappiù rispetto al vantaggio fiscale. Ci sono contributi del datore di lavoro e si può versare una quota del TFR che potete anche lasciare in azienda, ma tipicamente rende molto poco, per non dire quasi nulla. La vostra posizione individuale è sotto il controllo della COVIP, che è questa autorità di vigilanza. Se andate sul sito, appunto, trovate informazioni sulla COVIP e sulla sua attività, che opera, fatemi dire, a differenza talvolta di altre autorità che hanno margini di miglioramento, opera molto bene. Ad esempio, non si ricordano casi di dissesto di fondi pensioni controllati dalla COVIP, anche perché per legge i vostri risparmi vengono messi in una gestione separata. Gestione separata significa che anche in caso di difficoltà della banca emittente o dell'assicurazione, i vostri fondi non sono di proprietà della banca, ma per l'appunto sono stati messi in un veicolo finanziario separato che vi consente anche dal punto di vista legale di mantenere la proprietà di questi denari. Ovviamente non ho detto che se le cose vanno male e se una banca fallisce, sì, la soluzione è semplice, ma in ogni caso tutte le rendite e i risparmi con finalità pensionistica per legge vanno in gestioni separate. Che cosa succede alla fine? Cioè che cosa succede quando esamino quella che è la fase delle cosiddette prestazioni della previdenza complementare? Finora in realtà abbiamo esaminato la fase di accumulo, verso delle quote, robusti benefici fiscali, posso scegliere diverse forme di investimento, c'è un aiuto da parte del datore di lavoro e eventualmente posso accumulare di più versando, cosa che vi consiglio anche in questo caso, quote del vostro TFR. Alla fine di questa fase di accumulo, sono in grado appunto di ricevere delle prestazioni che si aggiungono a quella che sarà la prestazione pensionistica erogata dall'INPS. Allora, alla fine potete avere una pensione complementare, potete anche scegliere una rendita vitalizia, in particolar modo, questo è possibile se avete almeno 5 anni di versamenti, altrimenti vi ridanno i vostri soldi maggiorati degli interessi e dei guadagni che avete fatto con gli investimenti. Oppure, sotto forma di prestazioni, potete anche chiedere un anticipo, la cosiddetta RITA, rendita integrata, integrativa, temporanea. È una rendita che vi può essere data, ad esempio, prima dell'età della pensione, in presenza di circostanze che minano la vostra solidità, fatemi dire, personale e finanziaria, ad esempio malattia, invalidità, oppure acquisto di prima casa ed altre circostanze eccezionali. Sono previsti in pochi casi, devo dire la verità, anche delle forme di anticipazione e riscatto, ad esempio se avete bisogno di spese mediche e, come vi dicevo, in altre circostanze molto particolari. E poi ci sono delle forme miste di prestazione, cioè potete anche ritirare metà del capitale accumulato, potete appunto ricevere un gruzzolo, un tesoretto, e l'altra metà la convertite in una rendita che vi viene pagata a vita natural durante. Allora, quali sono le difficoltà di questa previdenza complementare? Allora, qualche suggerimento mi sento di darvelo. Bisogna controllare i costi, anche quelli fissi o amministrativi. Vi faccio semplicemente notare che se ad esempio avete un costo fisso basso, come ad esempio €1 per versamento, nel caso che versiate pochi soldi, fatemi dire che uno versa ad esempio €100 al mese, anche un costo di €1 diventa in realtà percentualmente abbastanza rilevante, perché diventa un 1% di costo. In generale qui un'altra cosa che ha senso dire è che i fondi negoziali sono tipicamente molto più vantaggiosi dei fondi aperti e di nuovo questo sostanzialmente suggerisce che non appena uno ha accesso a un fondo negoziale e quindi magari firma un contratto collettivo o ha un datore di lavoro con delle convenzioni, diciamo, con fondi negoziali,
conviene esaminare con estrema cura l'opportunità che vi viene offerta di adesione, perché di nuovo i fondi negoziali all'incirca costano 1/10 di quelli che sono i fondi aperti, che invece sono comunque a vostra disposizione nel caso di libera professione o altro. Vi faccio anche notare che sono soldi sostanzialmente bloccati fino alla pensione, peraltro con le eccezioni viste prima. Ad esempio, si possono ritirare anticipatamente in caso di malattia, spese mediche, invalidità, acquisto di prima casa o altro. Allora tenete anche conto che se la somma accumulata è, diciamo, sostanziosa, ad esempio io ho cominciato a versare in un fondo pensione ormai da 20 anni, presumibilmente se sto bene, se riesco a mantenere il calendario dei miei versamenti, potrei accumulare a sufficienza, allora non si può ritirare più di metà del capitale, mentre se hai accumulato una somma inferiore puoi anche ritirarlo tutto, sei obbligato a convertirne metà in una rendita vitalizia. E infine fatemi dire che questi fondi, per certi versi, ovviamente, proprio perché sono finalizzati a un risparmio che dovete usare in età avanzata, non sono a vostra disposizione. C'è un certo livello di inflessibilità e disciplina. Fatemi dire che due cose. Il primo è in cambio di questa, se volete, rigidità, avete anche tutti quei robusti vantaggi di cui abbiamo parlato finora. Enormi vantaggi fiscali, parliamo potenzialmente di migliaia di euro all'anno che si spalmano su tutta la vostra vita lavorativa, naturalmente qualora siate in grado di versare, perché a volte mi viene detto sì, sono tutte cose belle, ma in pratica poi non ho nemmeno i soldi per fare un accantonamento. Ovviamente in questo caso i vantaggi fiscali non ci sono e fatemi dire che è anche strano che in pratica, per come è congegnato il meccanismo, gli aiuti vadano a delle persone che sono magari in grado di versare di più, ma questo è il meccanismo fiscale che è uno dei pochi che agevola comunque chi aderisce ai fondi. Poi ci sono dei versamenti aggiuntivi e altro. Beh, tutti questi vantaggi servono per compensare questa rigidità. Fatemi anche dire un'altra cosa, che il fatto di mettere i fondi appunto in previdenza complementare, per l'appunto autodisciplina. Talvolta pensiamo, ed è un errore cognitivo, è un errore pratico molto spiegabile, pensiamo che i 60, i 70 anni, cioè l'età in cui andremo in pensione, siano lontani. Non è così. E allora il fatto di avere uno strumento che, se volete, ti obbliga, ti disciplina, ti spinge a versare con periodicità o ad accantonare una quota di risparmio, serve proprio per sfuggire alla tentazione verso domani, verso domani, verso domani, finisco per fare la cicala tutta la vita e non ho fatto quello che dovrebbe fare una buona formica, cioè accumulare per quando questi fondi mi serviranno. Allora, volevo semplicemente, avviandomi verso la conclusione, e dopo magari se volete mi fate delle domande oppure alcuni commenti, proprio per tornare su questo aspetto di disciplina dell'investimento e del risparmio che è estremamente utile e molto incentivata, spesso in Italia finiamo per, diciamo, rimanere molto liquidi. Diciamo, l'ammontare dei depositi o di altri impieghi a vista in Italia è enorme. Fino a poche settimane fa sentivo parlare di 1.400 miliardi di euro, adesso pare che siano già, forse per colpa dell'ansia da pandemia o altro, aumentati a 1.700 miliardi. Ebbene, però, tenere i fondi in un conto corrente, che in questo momento ti dà zero, ma naturalmente ci sono i costi del conto e altro, è una forma di risparmio che in sostanza sacrifica sia il presente che il futuro, perché questo denaro è onestamente accantonato male, nel senso che non produce nulla e, come abbiamo visto insieme nel primo grafico, in realtà sarà eroso dall'inflazione, che in questi ultimi anni sembra una cosa da poco, anzi pensiamo di averne veramente troppo poca, ma è stata una potente fonte di erosione dei risparmi degli italiani e probabilmente quando usciremo da questa crisi, le banche centrali ce l'hanno già detto, il tasso di inflazione verrà lasciato andare in su per una serie di motivi legati anche
a un andamento brillante dell'economia. E quindi piuttosto che lasciare i fondi in conto, conviene pensare anche a dinamiche di medio-lungo termine. Volevo semplicemente farvi vedere quello che è, se volete, un piccolo problema, piccolo ma forse grande problema degli italiani. Allora, proprio perché tendiamo a mantenerci estremamente liquidi, c'è una statistica che mostra quanto hanno reso 100 euro investiti dal 2003 al 2017, sono dati di appena un anno fa, e mostra che in media in Italia questi soldi appunto hanno reso il 24%, cioè sono passato da 100 a 124 in 14 anni sostanzialmente di impiego, proprio perché sono anche rimasto molto liquido. Come vedete negli altri paesi, ad esempio in Finlandia, questi 100 euro sono diventati in media molto di più, proprio perché gli investimenti o le forme di risparmio sono state orientate a prodotti diversi dalla liquidità o a più lungo termine. E anche per dirvi, diciamo, i tedeschi, che non sono noti per essere particolarmente, diciamo, delle persone propense al rischio, si tratta, diciamo, tradizionalmente anche di un popolo particolarmente frugale, che è un termine che è ricorso nel dibattito spesso. Come vedete, anche loro sono riusciti a far fruttare il denaro molto più di noi all'incirca, come gli spagnoli. Stiamo parlando di un rendimento più che doppio rispetto ai 24 che abbiamo incassato in media in Italia. Concludo semplicemente dandovi due spunti per provare a migliorare in maniera autonoma le vostre competenze. Per saperne di più potete utilizzare, io devo dire che li trovo sempre molto utili perché sono estremamente accurati e scritti in un linguaggio piano, si parla di pensioni praticamente quasi ogni settimana, potete prendere i supplementi economici di alcuni grossi giornali. Un attimo fa avevo preso quei dati dal supplemento Focus del Sole 24 Ore che esce il sabato, ma potete anche prendere un supplemento del Corriere della Sera, esce ogni lunedì, si chiama L'Economia, per metà guarda all'economia reale, per metà ai mercati finanziari. Spessissimo ci sono anche degli articoli monografici sull'andamento del sistema pensionistico e su quello che è conveniente fare. Infine, ad esempio, potete prendere altri supplementi, sempre il lunedì esce un altro supplemento, si chiama Affari e Finanza, vale il costo del giornale sulla Repubblica, anche questo estremamente corposo, molto accurato, utili spunti di approfondimento e chiarimenti anche di dubbi o problematiche che provengono dagli investitori. Ce ne sono anche altri, per dire, da noi La Stampa arriva poco, ma esce Tutto Soldi ogni sabato anche sulla Stampa, supplemento molto, molto bello e molto utile. Concluderei dicendovi che oltre ai siti che ho elencato prima, ad esempio il sito della campagna regionale Il Futuro Conta, oppure quello che conta.gov.it per la campagna nazionale, oppure il sito della Covip che vi consente di impratichirvi e di raccogliere informazioni su tutti i fondi pensioni che sono vigilati dalla Covip in Italia, sono tutti strumenti che spero, assieme a questa chiacchierata, vi diano degli spunti per lavorare su quello che è un problema strutturale dei giovani, che è quello di pensare a una robusta integrazione di una pensione pubblica che per le dinamiche viste insieme potrebbe essere striminzita e quindi necessitare di un'integrazione robusta. Avrei finito, vi chiedo feedback di qualsiasi genere, commenti o altro, finché magari vado in chat per vedere se ci sono domande o altro. Avete domande, commenti, reazioni? Vi aspettavate qualcosa del genere? Tengo ancora un po' per vedere se ci sono commenti o interventi da parte vostra. Va bene, allora mi dicono dalla regia che non ci sono domande. In ogni caso
spero che l'intervento sia stato utile. Se cercate ad esempio Paolo Pellizzari, Ca' Foscari su Google mi trovate, e eventualmente sono anche disponibile non a dare consulenza, che non è il mio mestiere, ma a tornare su qualcuno dei punti anche per email. Grazie a tutti, buon pomeriggio e buon job e Orienta. Arrivederci a tutti, saluti.